nostra comunità. Mi fermo qui e chiedo al capitano Caterino di venire per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente al signor Sindaco e mi presento, anche se già mi ha presentato, sono il capitano Nicola Caterino, nuovo comandante della compagnia Carabinieri di Bitti. Colgo l'occasione naturalmente anche per ringraziare poi tutte quante le autorità militari, civili e religiose intervenute, l'associazione Achimus che ci ha permesso di essere qui e voi tutti qui presenti naturalmente in questo giorno di festa per le forze armate, un giorno di festa che, come diceva il signor Sindaco, sì, di festa, ma soprattutto è un giorno di ricordo. Un ricordo che vorrei portare soprattutto a quei colleghi che non solo sono morti in battaglia, in guerra, nel corso delle 2 guerre mondiali, ma che abbiamo perso anche nel corso del servizio. Un servizio che ci porta normalmente ad essere fuori, ad essere sempre presenti con la cittadinanza. Vorrei ringraziare quei colleghi che hanno ceduto quello che è il loro bene più grande, ovvero la vita, per far sì che noi tutti potessimo essere qui e per tutelare naturalmente il prossimo. Vorrei ricordare naturalmente il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, tutti quei colleghi, familiari, padri di famiglia che a seguito dei recenti fatti sono morti purtroppo nel corso di un'esplosione a Casteldazzano. Ricordo l'agente di polizia Aniello Scarpati, che è morto in un tragico incidente nel corso dei giorni scorsi. Questi tutti servitori dello Stato, uomini, ripeto, fratelli, padri di famiglia, gente fatta di pelle e di ossa come noi, esseri umani, che hanno perso la loro vita, anzi hanno donato la loro vita, hanno lasciato i propri cari e ai quali saremo sempre grati. Grazie a tutti.